Martedì 27 gennaio la città di Sora celebra la festività di San Giuliano Martire, compatrono di Sora. In occasione della ricorrenza, nella piccola chiesa di San Giuliano, uno dei luoghi di culto più antichi della città di Sora, il parroco Don Francesco Cancelli ha celebrato una santa messa a cui hanno partecipato numerosi fedeli per ricordare San Giuliano Martire di Sora. La chiesa conserva nel piano interrato una catacomba del II secolo d.C., che, come ha evidenziato nell'omelia il parroco, è il luogo esatto in cui è stata rinvenuta il 2 ottobre 1612 la tomba di San Giuliano. Le spoglie del santo sono state traslate nella chiesa di Santo Spirito il 6 aprile 1614 e successivamente nella chiesa cattedrale, dove sono tuttora venerate sotto l'altare dedicato a San Giuliano. È una gioia per me, sacerdote sorano, di essere qui in questa piccola chiesa che però è il ricordo di qualcosa di molto più importante, perché qui c'era una basilica a tre navate dei primi secoli della storia cristiana che purtroppo in uno dei tanti terremoti che hanno colpito la città di Sora nel 1400 crollò, ma poi nel 1600 con alcuni reperti ancora qui, ecco, si possono vedere, sono dei rocchi di colonna e sotto c'è un pavimento romano qui che abbiamo ritrovato nell'ultimo restauro, quindi Giovannelli riedificò questa, che sono fatta con tutti i reperti della vecchia chiesa, dell'antica basilica, ed è il luogo che conserva la tomba di San Giuliano. Qui sotto c'è nella cripta una piccola catacomba dove Gerolamo Giovannelli nel 1610 ritrovò proprio la tomba con il nome scritto Iulianus, il nome di San Giuliano, e quindi le reliquie che portò in cattedrale, poi da lì con una solenne processione nel 1614 nella chiesa di Santo Spirito, costruita dai Boncompagni, dalla duchessa Boncompagni, che era la chiesa nuova, diciamo appena edificata, e quindi San Giuliano è rimasto lì per 200 anni circa. Poi con la soppressione della compagnia fu trasportato dal vescovo Colaianni in cattedrale, dove tuttora si trova. Ecco, è venerato San Giuliano in tanti altri paesi perché è protettore, compatrono di Sora, ma è protettore di Giuliano di Napoli, poi di Acettura in provincia di Matera, di San Giuliano di Puglia in provincia di Campobasso e una grande parrocchia che riporta il nome di San Giuliano e la venerazione nell'isola di Malta è San Giuliano di Sora. Il messaggio di San Giuliano da Sora, come trascritto dal cardinal Cesare Baronio, ci ricorda la sua radicale testimonianza di fede, l'amore di Cristo al di sopra della vita, la forza nel superare le prove ed invita tutti ad essere difensori della fede, vivendo un amore cristiano che possa portare pace e unità. Il messaggio di San Giuliano possiamo dire è racchiuso nell'ultima sua preghiera, così come ci riportano gli atti pur tardivi del martirio, ma che sono stati riportati dal nostro conterraneo cardinale Cesare Baronio, la preghiera che si rivolge a Dio: Signore, ascolta la preghiera di tutti coloro che si rivolgeranno a te nel ricordo del mio sangue. Quindi ricordare il martirio, il sangue versato da questo giovane, rivolgere la preghiera a Dio, il messaggio a dire ai giovani la bellezza della verità, della libertà che San Giuliano ha affermato di fronte ai carnefici, di fronte a chi voleva impedirgli di essere libero di professare la sua fede. Non ha avuto paura, e con non aver paura di professare la nostra fede nel mondo di oggi, affermarla con coraggio nonostante le contrarietà, nonostante tutte le cose che si possano dire contro la fede, contro la Chiesa, ma chi ha la fede nel cuore certamente questa fede non la perde. Questo ci dice San Giuliano: non perdiamo la nostra fede. Al termine della celebrazione eucaristica, il parroco Don Francesco ha impartito la solenne benedizione a tutti i fedeli presenti con la reliquia di San Giuliano.